Benvenute e benvenuti al webinar Lavoro futuro, occupazione e imprenditoria giovanile nell'era dello sviluppo sostenibile. Questo è il webinar, l'evento di inaugurazione del terzo corso di base sullo sviluppo sostenibile che appunto quest'anno raggiunge la sua terza edizione e vede già numerosissimi iscritti, come anche possono testimoniare i tanti presenti al webinar di oggi. Iniziamo subito con i saluti, l'introduzione, e ringraziamo tantissimo il nostro magnifico rettore, professor Roberto Pinton, che anche quest'anno ci ha tenuto veramente a essere con noi per questo primo saluto iniziale, benaugurante, speriamo, per i lavori del corso, che poi si svolge su tutto l'anno accademico fino al 31 luglio prossimo. Lascio la parola al professor Pinton. Grazie Renata, grazie professoressa Codilia. Per me è un piacere dare naturalmente un saluto Poggio, un saluto di benvenuto a tutti i partecipanti e le partecipanti a questo webinar, a questo seminario, diciamo, introduttivo e iniziale di inaugurazione del percorso. Come è stato ricordato, questo corso trasversale è alla sua terza edizione. E dalla seconda edizione abbiamo anche deciso di non dedicarlo e destinarlo solo ai nostri studenti, ma anche aprirlo ai cosiddetti stakeholder, ad altre persone o operatori che siano interessati alla materia. Perché un corso di questo tipo? Innanzitutto devo ricordare e ringraziare anche qui la professoressa Codilia, il professor Marangon, che hanno avuto l'idea e l'iniziativa di proporlo in Ateneo, iniziativa che poi adesso è ripresa anche dal professor Amaduzzi, che interverrà dopo di me come delegato alla sostenibilità. In realtà sono corsi cosiddetti trasversali. Noi abbiamo ritenuto, e l'abbiamo anche ribadito nel nostro piano strategico che sta prendendo il varo in questi giorni, la necessità di fornire delle competenze trasversali su temi che non è impensabile possono essere affrontati dal punto di vista monodisciplinare. Quindi si parte con dei corsi di base, evidentemente anche quello sullo sviluppo sostenibile, ma ce n'è sulla pari opportunità e inclusione, di cui peraltro la stessa professoressa Codilia è anche esperta, gli strumenti di protezione alla creatività dell'ingegno, l'imprenditorialità e l'educazione finanziaria. È chiaro che il corso sullo sviluppo, sulle basi dello sviluppo sostenibile l'abbiamo ritenuto fondamentale, perché, come sarà evidentemente chiaro anche dal corso, non solo da questo webinar, riteniamo che sia necessario creare una coscienza, una consapevolezza importante, oltre a quella che sta già crescendo in tutti noi e nel Paese e nel mondo, per i temi della sostenibilità a 360 gradi. È chiaro che in questo senso un'università ha il compito, il dovere di anticipare spesso i tempi, ma in ogni caso accompagnare lo sviluppo della cittadinanza, della coscienza e la cultura della cittadinanza del futuro, evidentemente ai nostri studenti, ma anche essere un pochino da esempio, di modello attraverso le attività formative e non solo. Perché dico questo? Perché è chiaro, sono molteplici le attività formative che hanno il tema della sostenibilità, si va dall'agricoltura all'economia fino all'industria, però è anche vero che c'è una forte attività di ricerca che trova immediata ricadute sul mondo economico produttivo. Ecco, da questo punto di vista credo che sia importante quindi creare questa vera e propria coscienza, questa abitudine al modello di vita che è la sostenibilità. Recentemente abbiamo anche inaugurato un servizio di carpooling che può sembrare banale, ma che evidentemente evidenzia un'attenzione sempre maggiore all'idea della riduzione dell'impatto della nostra società sull'ambiente in quel caso. Però, come si diceva, siccome si guarda anche al futuro e al lavoro, chi fa i formatori come noi
ahimè sì il percorso formativo che va dal momento in cui uno studente si iscrive al momento in cui si laurea, ma quello che è importante è dare poi una concretezza a ciò che si è imparato, al bagaglio che si è accumulato nel mondo del lavoro. E non c'è dubbio che il mondo del lavoro cambia continuamente, rapidamente, come abbiamo visto anche in situazioni precedenti e imprevedibili come sono state per esempio quelle della pandemia. E non c'è dubbio che da anni l'idea che vi siano delle forti necessità di competenze nel cosiddetto in quei lavori green, chiamiamoli, ma che hanno a che fare in modo diciamo importante con il mondo l'ambito della sostenibilità è assolutamente molto evidente. Recentemente ha avuto anche una fortissima accelerazione, che significa, poi qualcuno fornirà i dati su questo, sono sicuro che sono piuttosto impressionanti, ma non più visto come una collocazione che veda solo ed esclusivamente dei lavori un po' particolari, speciali, che si associano ad altri, ma un vero e proprio punto trainante dello sviluppo economico. Cioè, qui è evidente che da questo punto di vista bisogna acquisire anche una consapevolezza di quello che può essere lo sviluppo futuro della società nella sostenibilità, ed è evidente che da questo punto di vista c'è necessità di qualcuno che la sappia interpretare bene. Questo è il motivo per cui nascono questi corsi, per questo è il motivo per cui noi convintamente li portiamo avanti, naturalmente con le gambe e le teste dei nostri docenti e soprattutto con la capacità poi di raccogliere questa sollecitazione da parte dei nostri studenti. Siamo convinti che questo debba essere un servizio aperto e fruibile anche da altri. Certo, l'abbiamo prima sperimentato, abbiamo visto le centinaia di partecipazioni entusiastiche e anche i feedback che abbiamo ricevuto da questi, siamo pronti a proporle anche ad una platea più ampia. Questo magari può creare qualche problema di connessione, come diceva Renata prima, però se fossero tutti questi problemi saremmo contenti. Devo dire che poi, insomma, se la pandemia ci ha limitato in qualche rapporto dal punto di vista, ecco, della creazione e condivisione con platee più ampie, questi metodi, diciamo, a distanza possono essere piuttosto interessanti. Da ultimo vorrei ricordare quello che è stato detto anche dalla professoressa Codilia rispetto alla possibilità di fruire successivamente di quanto viene detto oggi e nelle altre occasioni di incontro del corso sulla nostra piattaforma che abbiamo creato apposta per lasciare traccia e fruibilità anche nel futuro di ciò che avviene, cioè Play UniUd. Quindi io non ho che da ringraziare naturalmente chi ha organizzato, da ringraziare i relatori che intervengono oggi, Luca Paolazzi, direttore scientifico Fondazione Nord-Est, Luca Raffaele, direttore generale Next Nuova Economia per tutti, Lidia Alessio Verni, nostra vecchia conoscenza, direttrice generale dell'Agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa della Regione Friuli Venezia Giulia. E naturalmente augurare buon lavoro a tutti quelli che seguono e soprattutto di avere, come si dice in questi casi, enjoy the webinar, the course, cioè divertitevi anche seguendo questo corso e traetene tutto il beneficio che avete. Non dimenticate poi naturalmente di dare a tutti noi, soprattutto noi che organizziamo questi eventi, un feedback che ci permetta di migliorare sempre di più quello che facciamo. Grazie. Manca l'audio forse? Sì, eccoci qua. Grazie moltissimo, magnifico rettore professor Roberto Pinton, e ricordiamo che questo webinar è di fatto organizzato da un gruppo di lavoro molto esteso che è il gruppo di lavoro RUS UNIUD, RUS come rete delle università per lo sviluppo sostenibile. E rientrando appunto in questo circuito, in questo network e collaborando anche con soggetti istituzionali preposti poi a promuovere lo sviluppo sostenibile sul territorio nazionale, noi abbiamo così colto questi stimoli, dato l'avvio appunto al nostro corso di base sullo sviluppo sostenibile che ricordiamo è ancora ad oggi è l'unico in regione con questo formato, con questi obiettivi, però appunto rientriamo, come dire, in uno sforzo collettivo nazionale di molti atenei che si impegnano sui temi della sostenibilità.
Sui temi della sostenibilità invito ora il delegato alla sostenibilità dell'Università di Udine, il professor Salvatore Amaduzzi, che mi risulta, sì, eccolo qua, è collegato, l'abbiamo sottratto alla sua lezione per chiedere appunto al collega Amaduzzi, così più che un saluto introduttivo, di darci un po' un panorama di quelle che sono le tantissime iniziative in tema di sostenibilità che l'Università di Udine sta portando avanti da molti anni e con sempre grande energia e vigore. Prego, professor Amaduzzi. Buongiorno a tutti e tutte, grazie Renata. Mi sentite, mi vedete? Vedete il mio schermo? Ahia. Sì, certamente. Ok. Bene, allora, sì, al di là dei saluti, la Renata mi ha dato una decina di minuti al massimo per sintetizzare un po' le cose che facciamo in questo momento, i progetti che sono attivi in questo momento all'Università di Udine. Quindi ho alcune slide che vi racconteranno velocemente, poi sono così contento di parlare con più di 200 persone e spero sempre che qualcuno di voi aderisca a qualcuno di questi progetti, anzi siamo a vostra disposizione per suggerimenti e per quant'altro. Allora, come diceva Renata, aderiamo alla RUS. Questi sono i gruppi di lavoro della RUS: cambiamenti climatici, cibo, educazione, energia, risorse, mobilità. All'interno della RUS ci sono questi gruppi di lavoro a livello nazionale e nell'Università di Udine sono riflessi con altrettanti gruppi di lavoro, con altrettanti responsabili, dove cerchiamo di importare le esperienze delle altre università o di esportare le nostre esperienze. Aderiamo a diverse iniziative. Proprio della settimana scorsa è la notizia che siamo stati scelti alla COP27 come una delle due università per raccontare le nostre esperienze. Portale del riuso, dove il materiale che in passato dismesso dall'università finiva in discarica, attualmente viene, tra virgolette, rigenerato e reso disponibile tramite il portale a tutte le associazioni no profit e scuole del Friuli Venezia Giulia che aderiscono al progetto. Chiunque di queste due categorie può aderire, va sul portale, trova del materiale che può essergli utile, lo prenota e poi lo viene a ritirare nelle giornate in cui apriamo la sede per il ritiro. Abbiamo già distribuito centinaia di oggetti, da arredi a computer a monitor, qualsiasi tipo di diciamo, oggetto dismesso dall'università. Abbiamo aderito a un progetto della Comunità Europea tramite la Regione Friuli Venezia Giulia, che prevede, tramite il quale acquisiremo entro fine anno 3 auto elettriche che andranno a sostituire delle auto diciamo gasolio e benzina, colonnine per la ricarica delle auto e pannelli fotovoltaici sull'edificio per generare l'energia per questa attività, per le auto che verranno utilizzate e condivise dalle amministrazioni dell'università. Stiamo sviluppando un progetto con la Regione, progetto Casa Lavoro in Bicicletta, dove verranno incentivati economicamente i dipendenti che abbandoneranno l'auto per venire all'università. Se l'università ha un progetto di riqualificazione energetica che prevede l'installazione di fotovoltaico nei vari edifici dell'università, continuo a guardare il microfono sperando che non riparta. Abbiamo sollecitato tutti i docenti e tutti gli studenti che vanno all'estero a evidenziare tramite un questionario disponibile online le buone pratiche che trovano nelle università straniere, perché chiaramente non siamo maghi, ma siamo con le antenne pronte ad acquisire e ad ascoltare e a capire quello che viene fatto al di fuori dell'Università di Udine. E abbiamo messo a punto un percorso ai Rizzi, si chiama percorso LEAP, dove sta per Learn, Explore, Achieve and Progress, che è aperto a tutti, quindi anche alla cittadinanza, e dove vengono interattivamente spiegati le tematiche della sostenibilità.
Abbiamo delle collaborazioni con Promoturismo, con diverse realtà esterne all'università. Stiamo ragionando con alcuni comuni per supportarli nella creazione delle comunità energetiche e collaboriamo con il comitato degli studenti, con la commissione sostenibilità degli studenti, e li supportiamo e cerchiamo di essere a totale loro disposizione in qualsiasi iniziativa. E sono stati attivati nell'anno 21-22, nell'anno accademico 21-22, 32 borse di dottorato su tematiche green, questo sempre per dare una sensazione di quanto l'università sia orientata e interessata e sollecitata e sollecitante anche su queste tematiche. Ci aspettiamo che poi questi dottorandi e dottorati supportino anche le nostre attività interne. Come diceva il Rettore, è partito la settimana scorsa il servizio di carpooling, scaricatevi l'app e utilizzatela. È un servizio che potrebbe dare un supporto significativo al risparmio energetico e al nostro impatto e all'impatto della nostra Università di Udine sull'ambiente. Tutto quello che vi ho raccontato più qualcos'altro lo trovate sul portale Uniud Sostenibile, quindi qui trovate anche i nostri riferimenti se siete interessati ad aderire, a supportare, se siete interessati a qualche progetto. Abbiamo una tirocinante, Monica, che dovrebbe essere collegata, che è a vostra disposizione per supportarvi, e chiaramente una delle attività è il corso di base sullo sviluppo sostenibile, del quale oggi immagino avrete modo di capire e sapere tutto, anche perché vi siete già iscritti. Grazie a tutti e buon lavoro. Eccoci qua, perfetto, siamo rientrati nel webinar e il professor Abaduzzi è scappato subito alla sua lezione, quindi noi siamo pronti per iniziare questa sessione e partire con gli interventi dei nostri ospiti. Sono felice di annunciarvi che nel frattempo abbiamo risolto problemi tecnici e questo insomma ci rende veramente felici per avere innanzitutto con noi Luca Paolazzi, che saluto, lo vedo collegato da smartphone. Adesso tra un istante le do la parola. Nel frattempo chiedo... Buongiorno a tutti. Buongiorno, grazie molte. Grazie molte. Nel frattempo chiedo a Esther Marchesini magari se fa un supporto tecnico con le slide della sua presentazione, che noi nel frattempo metteremo in visione per studentesse e studenti. Allora, oggi si parla appunto di lavoro futuro, lavoro, le competenze di sostenibilità nell'era dello sviluppo sostenibile. Apre una serie di scenari veramente molto stimolanti e apre una serie di riflessioni. Il perché questa scelta del tema del webinar? Perché è innegabile che negli ultimi anni abbiamo visto innumerevoli dati, sondaggi, ricerche che ci dicono che le nuove generazioni sono sempre più attente ai temi di sostenibilità nelle scelte di consumo, ma anche nelle scelte di lavoro. Nel senso che studenti, magari e studentesse che magari si avvicinano alla laurea, cercano appunto contesti lavorativi che rispecchino i valori di sostenibilità ambientale, sociale e economica, e quindi fanno delle scelte attente e accurate appunto rispetto alle loro collocazioni professionali. Sappiamo dall'altra parte che ci sono degli sforzi anche interessanti nell'impresa, ma non solo, in tante organizzazioni pubbliche o private, che vedono ad esempio la crescita costante degli ecoinvestimenti delle imprese a favore dell'economia green, che vedono anche e soprattutto negli imprenditori più giovani una motivazione a sostenere green economy in molte e a investire
anche sui temi ESG, e qua anticipo un po' uno dei temi di cui ci parlerà ora Luca Paolazzi. E sappiamo che crescono anche sistematicamente le posizioni nei cosiddetti green jobs, quindi le professioni finalizzate a produrre beni e servizi ecosostenibili e a ridurre l'impatto ambientale dei processi produttivi. Questo ci porta appunto a formulare la prima domanda, che è un po' così il compito da sviluppare che abbiamo dato a Luca Paolazzi. Vi ricordo che è attualmente direttore scientifico di Fondazione Nord-Est, si dichiara economista indipendente, collabora con Ref Research e advisor di Caresio Investor, e ha diretto Centro Studi di Confindustria per 10 anni circa. Ha lavorato nella redazione del Sole 24 Ore con l'incarico anche di coordinare commenti e le analisi economiche. È stato anche professore a contratto all'Università di Palermo e consulente scientifico di numerosi comitati e fondazioni. Il tema appunto che gli abbiamo dato un pochino, una domanda difficilissima: il valore, qual è il valore reale della sostenibilità, e quindi qual è anche l'investimento delle imprese, delle aziende, e perché è giusto farlo non solo per il mondo delle imprese, ma anche per chi poi si avvicinerà al mondo delle imprese appunto come futuro occupato. Vorrei, diciamo, fare una piccola premessa rispetto alla presentazione. Non userò nella presentazione il termine ESG, che è un termine anglosassone e che vuol dire Environment, Social and Government, dove appunto environment vuol dire ambiente, social è la sostenibilità sociale, e government riguarda in realtà il governo delle imprese, la governance delle imprese, usando sempre il termine anglosassone. Governance delle imprese significa fondamentalmente riuscire a distinguere azionisti da management e se vogliamo quindi proprietari dai destini dell'impresa stessa. E poi dentro l'impresa anche come è organizzata questa impresa, quali sono e come sono, diciamo, coinvolte le persone che lavorano nell'impresa. Questo è un tema molto molto importante, soprattutto per le giovani generazioni, che hanno una concezione del lavoro che è diversa da quello della mia generazione, dove noi entravamo a lavorare pensando semplicemente che dovevamo assolvere a un dovere. Questo non sto dicendo che le giovani generazioni non siano ingaggiate, ma giustamente e più, diciamo, in modo più progressista rispetto a quello che eravamo noi, cercano di capire che cosa possono fare dentro l'impresa, quali incarichi possono ricevere dall'impresa, e questo in vista di una crescita personale ancor prima che professionale. Come dicevo prima, mi sembra sacrosanto. Allora, l'altra domanda che poneva la professoressa è quanto vale ESG o in generale la sostenibilità. Di nuovo, anticipo a un paio di cose che dirò durante la presentazione. Beh, diciamo, la sostenibilità è da un lato, come dire, di valore inestimabile, perché senza sostenibilità, a questo punto, mi viene da dire, dello sviluppo economico, e che non è solo economico, diciamo, stiamo mettendo fortemente a rischio l'esistenza della specie umana sul pianeta. Specificherò meglio anche questo, quindi ha un valore inestimabile. Dopodiché è chiaro che però le regole dell'economia, così come le abbiamo inventate, dicono che deve essere anche, diciamo, deve avere anche un valore in termini di redditività delle imprese, e anche su questo poi mi fermo.
Allora, la mia presentazione è la sostenibilità vale la candela. Voi sapete c'è un modo di dire il gioco vale la candela o non vale la candela. Ecco, la sostenibilità vale la candela, la risposta è sì perché, e vi spiego poi perché. E poi 3 regole d'oro perché si possa parlare di sostenibilità e 3 carte vincenti che sono dell'Italia. Allora, la domanda iniziale è dove sta andando il mondo, dove stiamo andando noi con lui. Siamo seduti sulla plancia di comando oppure siamo su un ponte, magari nemmeno di prima classe in questa navigazione. Ecco, per dare la risposta di dove sta andando il mondo vi faccio vedere questo grafico. Questo grafico l'ho costruito retropolando, come si dice tecnicamente. Ecco, bisogna andare avanti con la presentazione, se no non la vedete. Anche il grafico dopo, grazie. Grazie, più avanti, più avanti. Ecco, perfetto. Questo grafico, no, per cortesia, grafico. Questo grafico l'ho costruito retropolando l'esistenza, diciamo, del genere umano sulla Terra e a 100.000 anni avanti Cristo e l'uso di energia da parte dell'essere umano. Noi usiamo energia in continuazione, anch'io adesso mentre semplicemente sto parlando, ma non perché sto usando un'apparecchiatura per parlare con voi, ma semplicemente perché sto emettendo una voce, sto usando energia. Il mio corpo mentre respiro usa energia. Recentemente ero stato colpito in modo divertente da una chiacchierata in radio tra 2 persone su un canale straniero e loro dicevano vabbè, ma allora anche fare una passeggiata in un bosco consumiamo energia e a quale scopo bruciamo questa energia se diciamo serve solo a fare una passeggiata in un bosco per ritornare al punto di partenza. Ecco, l'uso dell'energia quindi è collegato strettamente alla presenza umana, così come alla presenza di qualunque essere vivente nel mondo. Il punto fondamentale è che, guardando questo grafico, voi vedete che fino a 250 anni fa la presenza umana e l'utilizzo di energia da parte degli esseri umani era, diciamo, si cresceva in un modo graduale. Negli ultimi 250 anni invece c'è stata un'esplosione demografica e vedete sulla scala di destra andiamo verso gli 11 miliardi di abitanti a fine di questo secolo e con un utilizzo ugualmente elevato di energia. Il problema è che per produrre questa energia noi dobbiamo estrarla dall'ambiente esterno e quindi diciamo rischiamo di ridurre il mondo come nella vignetta a fianco al grafico. Ecco perché dicevo all'inizio che la sostenibilità intesa qui come sostenibilità ambientale ha un valore inestimabile. Io non sono preoccupato per l'ambiente o per l'esistenza del mondo. Vi ricordo che il mondo, la Terra, il pianeta Terra esiste da 4 miliardi di anni, la specie umana, il genere umano esiste da 300.000 anni, circa 5 milioni, 6 milioni di anni fa ci fu, diciamo, scusate, circa 65 milioni di anni fa ci fu un'estinzione di massa sul pianeta Terra dovuta alla caduta di una meteorite, ma il mondo è andato avanti lo stesso. Quindi io non sono preoccupato per il mondo, io sono preoccupato casomai per la sopravvivenza umana. Allora il valore inestimabile nasce proprio da questo. Se vogliamo continuare a salvaguardare la presenza degli esseri umani sul pianeta, dobbiamo occuparci dell'ambiente. Allora, definiamo innanzitutto la sostenibilità. La definirò un po', come dicevo prima, che se andiamo avanti con la slide, per favore. Ecco, divido la presentazione in 4 parti. Cos'è la sostenibilità? Come si definisce? Quali sono le 3 regole d'oro per definirla? Perché appunto la sostenibilità vale la candela?
quali sono le mosse vincenti che devono fare le imprese ai fini di sostenibilità e i 3 assi che può giocare l'Italia. Se usiamo la slide successiva, grazie. Ora, la Treccani definisce la sostenibilità come la condizione di uno sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni di una generazione senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri. Ecco, già qui capiamo il legame con quello che dicevo prima, nel senso che se noi distruggiamo la possibilità dell'essere umano di stare su questo pianeta, roviniamo ovviamente le possibilità delle generazioni future. Ma questa ancora, secondo me, è una definizione insoddisfacente e riguarda fondamentalmente l'aspetto ambientale. La slide dopo dovrebbe invece farci vedere. Pronto? Grazie. Che no. Grazie. Che abbiamo sostenibilità quando sono rispettate 3 condizioni. Anzitutto l'economia in equilibrio, cioè parliamo sempre di sostenibilità di sviluppo economico, quindi l'economia in equilibrio, questo vuol dire che non ci sono debiti eccessivi, che la crescita è uniforme, non c'è inflazione, non c'è disoccupazione, cioè un equilibrio diciamo ottimale. Perché in realtà il sistema economico può avere tanti equilibri alcuni di questi non sono ottimali. Per esempio può esserci un equilibrio di sottooccupazione, cioè persone non hanno il lavoro, o un equilibrio di alta inflazione, e anche questo non funziona perché tante persone vengono spiazzate da alta inflazione. Quindi l'economia deve essere in un equilibrio ottimale. In secondo luogo, come dicevo prima, l'ambiente deve essere salvaguardato, proprio perché altrimenti miniamo la possibilità dell'esistenza dell'uomo sulla Terra. E infine ci deve essere solidarietà e inclusività sociale, cioè essere una società giusta. L'equilibrio dell'economia non deve essere tale da creare eccessive divisioni e permettere invece la possibilità anche alle persone che partono più svantaggiate di riuscire a realizzarsi come persone, appunto. La slide dopo. Ora, appunto, quello che noi osserviamo oggi è che... Chiedo scusa Luca, il microfono è spento, il suo microfono è spento? Ecco, adesso si riaccende. A posto, a posto. È andato via molto? No, no, una parola, ma va bene. No, dicevo, osserviamo una crescente disuguaglianza, non so perché si sia spento, ogni tanto fanno queste cose, i smartphone sono talmente intelligenti che decidono loro di spegnere o accendere i microfoni e quant'altro. Comunque, dicevo, c'è una crescente disuguaglianza che non è soltanto di redditi, quanto di competenze e saperi e di possibilità di apprendimento e quindi capacità di partecipare ai cambiamenti in atto, che sono cambiamenti molto veloci, è importante che ci sia questa partecipazione per ragioni di equità, come dicevo prima, cioè di giustizia sociale, ma anche perché senza questa partecipazione le persone che sono escluse poi giustamente rivendicano un loro ruolo a scapito di una pace sociale. Quindi è importante anche dal punto di vista dell'equilibrio sociale. La slide dopo, per favore. Ecco, questo grafico un pochino più costruito fa vedere che ci sono 2 limiti cruciali della crescita. Non deve essere una crescita eccessiva, perché altrimenti miniamo l'ambiente, e ci sono vari modi in cui possiamo minare l'ambiente. Non sto a descriverli uno per uno, le slide sono a vostra disposizione, quindi le potete rileggere con calma. E c'è un limite inferiore, perché una crescita insufficiente porta a povertà,
denutrizione, cattiva salute, disoccupazione e quant'altro. Quindi devono esserci, bisogna stare come su una corda, camminare in equilibrio su una corda, tenendo presenti questi due limiti, un limite inferiore, diciamo un limite superiore. Non sono dei limiti quantitativi, sono dei limiti in un certo senso di compresenza di una serie di fattori e di condizioni per far sì che la crescita sia sostenibile. La slide dopo invece ripone la domanda se la sostenibilità, ecco, questa è la slide da cancellare, quindi quella dopo per favore. Ecco, ripone la domanda se la sostenibilità vale la candela. E la risposta è appunto nella slide successiva, sì, perché e torniamo qui a, diciamo, a questioni più economiche, che è sempre più rischioso fare impresa con un clima impazzito e con intollerabili disuguaglianze sociali. Perché rischioso con un clima impazzito? Per esempio perché un'improvvisa inondazione può spazzare via l'impianto, la fabbrica. Oppure perché manca la corrente elettrica, perché non abbiamo energia sufficiente dovuto al fatto che per esempio le centrali non riescono a produrre energia per mancanza di acqua, come è successo quest'estate in Europa. Abbiamo vissuto la siccità maggiore degli ultimi 500 anni, e non solo in Europa, anche nel Nord America e in altre parti del mondo. O anche quando ci sono intollerabili disuguaglianze sociali, perché ovviamente queste disuguaglianze provocano ribellioni e quindi diventa rischioso. Ricordo che le banche centrali sempre più si stanno attrezzando per valutare il rischio ambientale delle persone, soggetti fisici o giuridici che prendono a prestito i soldi dalle banche. La seconda ragione della risposta positiva alla domanda sulla sostenibilità che vale la candela è che già oggi un driver di sviluppo. Cos'è un driver di sviluppo? È una tendenza forte che traina, come se fosse un locomotore, lo sviluppo economico globale. E essere sostenibili mobilita investimenti e attrae finanziamenti. In che senso mobilita investimenti? Perché al fine di essere sostenibili attrezzo il mio impianto con macchinari nuovi, più efficienti, che consumano meno energia, piuttosto che metto un impianto fotovoltaico sul tetto del capannone. Attraggo finanziamenti proprio per quello che dicevo prima, perché le banche devono essere sicure che gli impianti non verranno travolti da alluvioni o piuttosto che smottamenti del terreno e così via. La cosa interessante, lo dico qui di passaggio, nel senso che non c'è scritto nelle slide, è che i maggiori fondi di investimento a livello globale analizzano le imprese per decidere se investire o non investire in esse sulla base appunto di criteri di sostenibilità, perché è stato dimostrato che le imprese che rispettano i parametri di sostenibilità hanno una maggiore redditività e hanno una maggior crescita, un maggiore sviluppo. Aggiungo che la maggiore diciamo, redditività nasce dal fatto che la sostenibilità, intesa appunto come social in questo caso, fa sì che, e governance, fa sì che le persone che lavorano all'impresa siano coinvolte nel progetto dell'impresa, si sentono partecipi del progetto dell'impresa e quindi lavorino meglio, siano contente di lavorare e hanno una maggiore produttività. La slide dopo, per favore. Oltre a queste cose che ho accennato e su cui poi comunque torno, teniamo presente che dal punto di vista non solo ambientale, il mondo ha deciso di sottoscrivere degli obiettivi, il raggiungimento degli obiettivi, l'ha fatto nel 2015, gli obiettivi
dovrebbero essere raggiunti nel 2030 non sono obiettivi assoluti, sono obiettivi relativi, nel senso che si può andare oltre quegli obiettivi di riduzione delle emissioni piuttosto che di miglioramento della salute, eccetera, eccetera. Ma insomma sono stati dati degli obiettivi, 17 in specifico, si chiamano obiettivi di sviluppo Sustainable Development Goals, cioè obiettivi di sviluppo sostenibili dell'Agenda 2030, sono stati firmati dai 193 Paesi membri dell'ONU. Quindi c'è anche un impegno politico molto forte in questa direzione. Nella slide dopo invece vediamo quali sono questi obiettivi, questi 17 obiettivi, ciascuno dei quali poi appunto si sviluppa in come dire, target quantitativi, cioè obiettivi quantitativi. Questi 17 sono obiettivi, come dire, enunciati, sono enunciazioni. Voglio sconfiggere la povertà piuttosto che far sì che ci sia acqua pulita, servizi igienico-sanitari, eccetera. Però la cosa interessante è appunto che non ci sono solo gli aspetti ambientali, ci sono anche aspetti sociali come l'istruzione di qualità, la parità di genere e così via. Nella slide dopo vediamo anche come le imprese si stanno attrezzando per essere sostenibili. Si danno per esempio lo statuto di B Corporation, Benefit Corporation, B sta per Benefit, cioè sono società, corporation è come la nostra SPA, fondamentalmente società per azioni, comunque imprese che tengono così tanto agli obiettivi di sostenibilità da metterli allo stesso livello degli obiettivi di profittabilità. Quindi non c'è, come dire, un fare della sostenibilità una sorta di vetrina per ragioni di marketing. Sentirete parlare di greenwashing, per esempio, cioè il fatto che io abbellisco la mia attività in modo ecosostenibile, cioè sostenibile dal punto di vista ambientale, per questo si dice greenwashing, perché lo passo come dentro una bella lavatrice per sembrare più verde. Ecco, queste B Corp sono in forte crescita a livello mondiale, adesso ce ne sono quasi 6.000, anzi adesso sì, gli ultimi dati sono quasi 6.000, esiste diciamo un sito su cui potete vedere quali sono le B Corp, si sono moltiplicate per 7 negli ultimi 8 anni questi numeri, in Italia sono 130, 4 anni fa erano meno di 60, operano in 86 paesi e in 158 settori. E c'è un altro aspetto interessante dal punto di vista del business, perché i mercati avanzati come quello dell'Italia, dell'Europa, gli Stati Uniti, sono mercati diciamo maturi, che vuol dire fondamentalmente che sono mercati di sostituzione per molti beni. Ecco che avere invece dei prodotti che sono generati in un modo sostenibile rappresenta un elemento di novità. E la novità, la diversità è motore di sviluppo e di crescita. La slide successiva, per favore. Ecco, dicevo all'inizio che sempre più gli investimenti finanziari, cosa sono investimenti finanziari? Quando una banca decide di finanziare una impresa oppure un fondo di investimento piuttosto che l'emissione di azioni in borsa e così via. Ecco, gli investimenti finanziari sono sempre più rivolti a imprese e attività sostenibili. A fine 2019 la quota era quasi 36%, in forte aumento rispetto agli anni precedenti. Si tratta di oltre 35.000 miliardi di dollari all'anno che sono stati investiti in società sostenibili, con un aumento del 54%. La sostenibilità è diversa dall'investimento di natura etica, perché l'investimento di natura etica invece
come dire, esclude una serie di settori che sono considerati contro, diciamo, delle regole di comportamento, per esempio l'investimento in imprese che producono armi. La slide successiva, per favore. Ora, quali sono le mosse che i vincenti che possono adottare, questo è l'altro punto della mia presentazione, che possono adottare le imprese per essere sostenibili, al di là del fatto di avere il bollino di B Corp, che non è solo un bollino, perché bisogna in realtà, è una certificazione, bisogna avere, diciamo, dei requisiti, rispettare dei requisiti. Poi il primo, diciamo, mossa vincente è riconoscere il fatto che i vantaggi per gli stakeholder sono le persone che hanno interesse all'attività dell'impresa. Interesse non significa essere azionisti, questi sarebbero shareholder in questo caso, ma per esempio la comunità in cui è situata l'impresa ha un interesse a sì che l'impresa vada bene e si comporti bene, perché se per esempio scarica liquami nel fiume, nelle acque, inquina la falda, chiaramente non va bene per la comunità in cui vive e lavora questa impresa. Ma può essere anche interessante che vada bene perché paga salari più elevati e quindi migliora le condizioni di vita delle persone che lavorano, le quali a loro volta spendono nelle attività del luogo e quindi fanno crescere il benessere nel complesso. Quindi questo beneficio per gli stakeholder è un interesse di lungo periodo dell'impresa. Prima mossa. Seconda mossa, bisogna rinnovare i modelli di business. Parlavo prima di governance dell'impresa. Per esempio si può immaginare un'impresa che sia rigidamente gerarchica, quindi c'è un vertice che sarà l'amministratore delegato, un consiglio di amministrazione, poi i vari direttori di divisioni, dirigenti, eccetera, eccetera. Ecco, un'impresa di questo tipo che andava bene una volta in un mondo, diciamo, più fordista, in un mondo digitale e sostenibile funziona meno bene, perché in un mondo nel secondo tipo di mondo tutte le persone hanno, come dire, un valore non solo dal punto di vista, diciamo, umano ovviamente, ma anche dal punto di vista delle idee che possono apportare e il loro lavoro è prezioso. Quindi questo tipo di modello va adottato a discapito dell'altro. Interrogando gli imprenditori manifatturieri, per esempio, emerge che oggi loro ritengono che sia molto più importante essere leader di un team piuttosto che essere, diciamo così, l'unico punto di riferimento dell'impresa. Perché anche questo? Perché le competenze di cui si ha bisogno oggi sono molto diverse rispetto a un tempo, sono molto più complesse ed è impossibile che stiano racchiuse tutte in una persona. Questa persona deve riuscire invece a circondarsi di valide altre persone in modo da poter mandare avanti il business nel modo migliore. L'altra carta è guardare le buone pratiche legate all'ambiente, cioè quindi imparare continuamente per migliorare la propria attività nella tutela ambientale, stringere alleanze con altre imprese per condividere i costi fissi di attività socialmente responsabili, per esempio, torniamo a quello che dicevamo prima, investire nell'Università di Udine da parte degli imprenditori del Friuli, faccio un esempio, con delle attrezzature che facciano stare meglio gli studenti, possono essere campi sportivi, possono essere, diciamo, un teatro o qualunque altro tipo di attività. Ovviamente questo ha dei costi molto elevati che la singola impresa, soprattutto le tipiche imprese italiane che sono dimensioni medio-piccole, da sole non possono permettersi, ma se si mettono insieme questo lo possono fare. Adottare in modo esteso le tecnologie digitali. Perché questo è importante? Perché la digitalizzazione consente il monitoraggio sia dell'inquinamento sia del recupero di materiali
in un modo più stringente rispetto a quello che si potrebbe fare in un modo diverso. Inoltre, esattamente come sta succedendo a noi in questo momento, le tecnologie digitali consentono di rimanere in contatto fra le persone, di creare gruppi di lavoro in modo più facile, aiutando appunto la condivisione. La slide successiva indica altri 3 mosse vincenti. Una dice cavalcare le 7 grandi onde della trasformazione in atto a livello globale. Il primo è il networking. Di networking ne ho parlato prima, quando dicevo appunto di mettersi in rete per fare investimenti socialmente responsabili, piuttosto che altri tipi di networking, per esempio usare i social media per capire quali sono le esigenze, la soddisfazione dei consumatori o dei clienti in generale. L'automazione, perché si va sempre più verso, diciamo, un'attività svolta dalle macchine, pensiamo all'intelligenza artificiale. La neoglobalizzazione, ho usato il termine neo perché con la pandemia e le interruzioni delle catene globali del valore, da un lato, le tensioni politiche internazionali, c'è la tendenza a ridurre la lunghezza delle catene del valore in modo da avere meno interruzioni o rischi di interruzione nelle attività produttive. Oggi, per esempio, la Volkswagen ha annunciato che rivede all'ingiù gli obiettivi di produzione di veicoli, proprio perché continua a soffrire di interruzioni delle catene del valore. Il world making cosa vuol dire? Vuol dire fondamentalmente che i prodotti che faccio hanno una portata globale, mondiale, ripersonalizzare questi prodotti perché li metto a misura delle persone, l'economia circolare su cui non mi soffermo perché è abbastanza evidente di per sé, cioè i prodotti vanno studiati in modo da poter riutilizzare il materiale. Se la servitizzazione invece è qualcosa di specifico che riguarda il fatto che non vendo più un prodotto, ma l'utilizzo di quel prodotto, per esempio un'automobile. A questo punto cambio il modo di produrlo perché deve essere un prodotto che duri più a lungo, costi meno mantenerlo. Devo essere capace di mettere insieme i saperi tradizionali con quelli digitali, anche questo è un elemento su cui si può parlare, e promuovere presso il consumatore finale la qualità anche dei prodotti intermedi italiani. Faccio un esempio, i freni Brembo. Brembo è un'impresa bergamasca multinazionale che è molto famosa nel mondo per gli impianti di frenata. Ecco, ma io come faccio a sapere che sulla mia automobile ci siano o non ci siano freni Brembo e perché devo chiedere quei freni piuttosto che altri? Ecco, se la Brembo fa pubblicità per i propri freni, allora si sveglia la coscienza del consumatore anche in questa direzione. Nella slide dopo faccio un'affermazione più generale, cioè il fatto che in realtà parliamo di sostenibilità come responsabilità. Come Luca, ok, sì. Andiamo verso le conclusioni entro Sì. 5, massimo 10 minuti. Grazie. Sto finendo, sono le ultime slide, ho quasi finito. Dicevo che qualunque siano le misure che vengono adottate dalle imprese, la sostenibilità deve coinvolgere l'intera società. Io parlo di Italia qui, ma possiamo parlare anche di Europa, di mondo, perché ovviamente dobbiamo pensare che le nostre azioni hanno ricadute sull'ambiente, sulla correttezza di comportamenti, sull'equità e così via. E quindi deve essere un movimento complessivo. E qui volevo parlare di 3 carte che ha l'Italia, lo faccio molto rapidamente, proprio per stare nei tempi a cui mi ha invitato la professoressa. La prima carta è il territorio, qui c'è un bel paesaggio che può ricordare i vostri se non fosse per il castello, quindi siamo più vicini, diciamo, alla parte ovest dell'Italia. Ma i vigneti ricordano di più le parti vostre.
Ma il territorio non è soltanto un paesaggio, è anche distretti industriali, comunità locali, saperi incorporati in persone. Ecco, l'Italia è un paese di grande densità abitativa, con comunità importanti dove il saper fare è condiviso tra le persone, quindi è una prima carta importante. Se andiamo alla seconda carta, e qui in questa slide dico le cose che ho appena detto, la seconda carta è la cultura. La cultura intesa non fine a se stessa, anche se in realtà la cultura fine a se stessa è una delle ragioni che rendono bella la vita, ma è il fatto che la cultura ha un valore identitario ed è una fonte di creatività. L'economia italiana è particolarmente brava a produrre beni belli e ben fatti, così definiti, che sono ammirati in tutto il mondo proprio perché viviamo all'interno di un ambiente che è ricco di cultura. Non ce ne rendiamo conto, ma la bellezza che ci circonda entra dentro di noi nelle nostre azioni. L'ultima carta sono gli imprenditori. Andiamo più avanti, grazie. Perché gli imprenditori? Perché le decisioni degli imprenditori dipendono radicalmente la riuscita o meno del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, e quindi è alla cultura imprenditoriale che dobbiamo riuscire attraverso la cultura imprenditoriale che dobbiamo riuscire a trovare le soluzioni per conciliare ambiente, sviluppo e sostenibilità sociale. E molti imprenditori hanno la capacità di mettere insieme questi fattori. Nella penultima slide faccio riferimento invece a due frasi. Una viene da una canzone di Giorgio Gaber, un cantautore degli anni 70-80, che diceva: la mia vita di ogni giorno è preoccuparmi di ciò che ho intorno. Ecco, questo diciamo è lo strumento intellettuale attraverso cui noi facciamo economia sostenibile. E l'altra invece è una frase di Nelson Mandela in cui dice: la differenza è la differenza che abbiamo prodotto per la vita degli altri che determina il significato della vita che abbiamo condotto. Secondo me è una frase molto importante e molto bella. Concludo con l'ultima slide che rappresenta un arazzo fatto da un imprenditore vicentino, Giovanni Bonotto, insieme a un artista che si chiama Massimo Bianchini. È stato fatto con dei telai particolari, antichi. Antichi vuol dire non quelli a mano, sono sempre meccanici, ma sono quelli che richiedono una continua regolazione, e quindi un operaio deve guardarli e andare, aggiustarli, registrarli e quant'altro. Perché l'arazzo? Perché secondo me noi viviamo, cioè il nostro futuro è come se fosse un arazzo, noi lo costruiamo con tutti quanti nel mondo, quindi abbiamo circa 16 miliardi di mani che agiscono in questo momento a produrre l'arazzo, non sappiamo cosa ne viene fuori, alcuni hanno tanti fili da usare, ma ciascuno di noi ne ha in mano alcuni ed è importante che li usi bene. E quindi penso, diciamo, che la sostenibilità sia questo, usare bene i fili che abbiamo in mano. Grazie. Grazie molte a Luca Paolazzi e chiederei a Luca Raffaele se è collegato, vediamo. Direttore generale di Next, Nuova Economia per Tutti, che già il nome è tutto un programma. Si definisce progettista a livello nazionale ed europeo, esperto di innovazione sociale e responsabilità sociale condivisa. Questo è un concetto interessante per noi che ci lavoriamo con questi temi. E coordinatore del Goal 12 per ASVIS, Alleanza dello Sviluppo Sostenibile, anche qua siamo un po' tra amici, quasi in famiglia, docente di benessere ed economia della felicità presso la formazione quadri del terzo settore e tra i promotori del movimento Slow Mob, associazione di contrasto al gioco d'azzardo.
un curriculum straordinario e ci mettiamo sopra ancora così la citazione della sua ultima pubblicazione come coautore, intitolata Come cambiare l'economia, strumenti di rendicontazione, progettazione e valutazione multidimensionali e partecipati, editore Rubettino 2020. Oggi siamo alla sfida invece del lavoro per i giovani a misura di giovani e quindi quanto le aziende riescono, come dire, a entrare in sintonia con il mondo dei cercatori di lavoro, per parafrasare poi un'iniziativa che lei ha seguito. A lei il microfono, prego. Grazie, intanto è un piacere essere qui con voi, ovviamente ringrazio anche l'ultimo relatore che ci ha dato tanti stimoli e spunti interessanti. Ringrazio lei professoressa e ringrazio ovviamente il magnifico rettore, perché in realtà il vostro corso è molto innovativo e il fatto che sia aperto e trasversale sono due elementi che non ritrovo spesso quando giro un po' per lavoro anche nei diversi atenei, perché alcune volte si tende a racchiudere la sostenibilità in un settore e in un tema, e invece questo rischia di essere ovviamente parziale e marginale, quindi complimenti. Andando sul tema invece, ovviamente la visione che provo a raccontarvi e a condividere rappresenta una parte parziale, nel senso è dettata dall'esperienza, e quindi anche per tutti gli studenti e le studentesse racconta una piccola parte un po' di quello che abbiamo provato a fare, in particolare con la rete di Next, con la quale lavoro da 10 anni, nei territori, e comprendendo tanti fallimenti e alcuni successi su alcune attività, collegando il mondo del lavoro al tema dello sviluppo sostenibile. Provo a darvi alcune premesse con delle slide e ovviamente darvi anche soprattutto degli strumenti che magari possono essere utili, strumenti imperfetti ma che possono dare un po' una linea su come poter capire quello che accade intorno a noi nei nostri territori, che forse è la parte più interessante. Mi ricollego molto all'intervento di prima, tanto spero che si vedano le slide, perché credo che ci siano molti punti di connessione, nel senso che il primo punto di connessione è un po' questo. Yogi Berra, non so se lo conoscete o se avevate sentito qualcosa di lui, in realtà è un giocatore di baseball americano, molto famoso, non solamente perché era bravo, ma perché aveva anche, diciamo, un guizzo, diciamo, di visione, di intelletto particolarmente vivace. E la cosa che diceva quando magari si ponevano dei problemi o delle sfide particolarmente importanti è che in teoria non esiste alcuna differenza tra teoria e pratica, in pratica esiste, perché alcune volte quando si parla di sostenibilità, di futuro o diciamo di un po' sviluppo in generale, rischiamo di perderci in grandi teorie, ma tendenzialmente poi la pratica in realtà è molto più semplice, per quanto faticosa, da realizzare. Quindi diciamo al di là delle attività che vengono fatte un po' più per forma e per comunicazione, proveremo a distinguere le cose che possono essere realizzate qui ed ora, anche con le capacità che abbiamo. Ovviamente poi il corso ne darà tante altre di competenze, ma anche con quelle che sono le conoscenze che abbiamo oggi. Quando facciamo un discorso sull'Agenda 2030, che è l'altra giacca che ricopro dentro l'Alleanza, in genere noi non riusciamo a parlare, e in particolare faccio una grande fatica anch'io a parlare di obiettivi di Agenda 2030 senza capire il problema di partenza. Nel senso che se, come ci siamo detti pochi minuti fa, di sostenibilità, di attenzione al mondo della responsabilità sociale di impresa, se ne parla da 70 anni, in realtà i problemi non diminuiscono molto, nel senso che, a parte nella vostra scheda dove ci sono rapporti che parlano di ambiente, dove alcuni temi sono particolarmente più avanzati, la sfida complessiva in realtà non è ancora risolta e non migliora. Questo perché qua vedete, diciamo, i numeri che alcune volte i delegati dell'ONU portano, diciamo, nei vari paesi per capire come il mondo sta andando nonostante le grandi campagne di sensibilizzazione. M minuscolo sono milioni, M maiuscolo miliardi, perché tendenzialmente, semplificando e forse banalizzando, il problema può essere racchiuso in due dilemmi.
che poi riguardavano anche me quando ho approcciato nel primo mio momento universitario, nel senso che alcune volte la sostenibilità viene percepita un po' come un qualcosa, diciamo, dove possiamo stare in mezzo, invece non è così. Tendenzialmente o siamo parte della soluzione di come risolviamo quei numeri, al di là dei globali, magari i numeri che sono nel nostro contesto nazionale, oppure siamo parte del problema, non c'è una posizione centrale, non siamo, diciamo, in una posizione, diciamo, in qualche modo di imparzialità. L'altro problema a livello più organizzativo e di impresa è che se si lavora da soli in qualche modo per risolvere quelle grandi sfide, non si porta, diciamo, avanti un concetto di sostenibilità particolarmente rilevante. Nel senso che il Papa ci ricorda spesso, e accade anche nel mondo della cooperazione con cui lavoro in diversi territori, che la formula 1+1 è uguale a 3. In realtà, nei nostri mondi, in particolare guardo a me ovviamente, mi guardo allo specchio, quando si parla di sostenibilità 1+1 è uguale a 0,5, perché c'è un po' la logica da sfatare del duro e puro, o magari di chi è arrivato prima a parlare di questi temi, e quindi l'identità individuale in genere sovrasta quella collettiva e l'interesse specifico va sopra l'interesse generale. Se noi attenzioniamo questi due livelli, questi grandi due dilemmi, quindi del nostro impegno come cittadini attivi, che o siamo parte del problema o della soluzione, e del fare rete, che diventa non un elemento di forma ma di sostanza per risolvere quei problemi, ce la possiamo cavare, o almeno questa è la nostra visione. Vado avanti, le slide poi in realtà ve le darò complete alla professoressa, e quindi avrete anche altri stimoli che non vi dirò qui per esigenze più che altro di tempo, e quindi diciamo. Luca, il microfono, eccolo. Controllerò anch'io allora, ogni tanto, quindi non credo che siano i dispositivi. Abbiamo un diavoletto ostile oggi. Sì. Scusate. Quindi stavo dicendo, lascerò le slide per chi ovviamente vuole approfondire altri temi che sono presentati nelle varie diapositive, e prenderò solamente alcune come riferimento. Per connetterci su quello che dicevamo prima, gli obiettivi dell'Agenda 2030, importantissimi, ci danno la strada, l'obiettivo da seguire, ma senza capire quali sono i problemi da risolvere, tendenzialmente ci portano fuori strada, anche nell'acquisire quelle competenze che ci permettono poi di inserirci in un mercato del lavoro, e per capire come il nostro territorio in realtà sta evolvendo su questi temi. E quindi quali sono gli elementi che vi consiglio di guardare tendenzialmente, è vedere un po' come vengono analizzati i problemi sociali, ambientali ed economici con indicatori ovviamente diversi dal PIL, semplicemente perché nel PIL c'è ovviamente il gioco d'azzardo, ci sono ovviamente meccanismi legati a, diciamo, a un'economia non sostenibile che lo fa crescere, quindi non è il nostro termine, diciamo, di riferimento. Qui vedete una scheda sintetica che vi aiuta nel capire quali sono gli indici o complementari o sostitutivi al PIL che possono essere interessanti da approfondire, ma quello che vi consiglio di guardare, anche perché poi è stato contribuito, insomma, alla realizzazione anche quello che poi è stato il fondatore dell'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, Enrico Giovannini, quando era alla presidenza dell'Istat, è il BES, che è benessere ecosostenibile, che racchiude in 12 domini alcuni elementi che sono estremamente importanti per capire come stanno evolvendo i nostri territori. Sono domini, diciamo, parziali, perché non tengono conto di tutto quello che può essere rilevato, nel senso che immaginate che il livello di indagine è nazionale, regionale, provinciale e comunale. A livello comunale molti di questi domini che hanno a che fare con dei temi trasversali sono privi di dati, perché non ci sono, diciamo, strutture che sono competenti per fare delle rilevazioni costanti, però sicuramente il dato è particolarmente significativo. E se volete andare a guardare qualcosa per capire effettivamente come sta evolvendo la vostra economia locale, può essere interessante accedere al sito dell'Istat che trovate qui, il BES dei territori, e non andare sul rapporto quello completo, che è molto lungo e magari vi annoierebbe, ma andare sul sistema di dashboard che trovate in fondo, e che vi permette, collegando domini, territori, province e regioni, per capire un po' quali sono gli andamenti di quei temi, quindi salute, benessere delle persone, relazioni, temi innovativi che in genere, come vi dicevo, non sono trattati dal PIL e che invece sono per noi essenziali per capire dove vogliamo andare e come sta evolvendo la nostra comunità. Oltre a quello, Avvenire ha fatto un'indagine con noi da diversi anni che si chiama Ben Vivere dei territori, che invece prova a prendere un esempio in più collegato al tema
del benessere e dell'occupabilità, dell'occupazione degli under 35 in alcune province italiane. Ha un focus generale ma anche molto specifico sul tema del lavoro, e quello è interessante. Sul sito di Avvenire ci sono anche qui degli indici che possono essere più utili per capire, diciamo, un dato sempre di benchmark e comunque di scostamento. Che cosa succede? Che quando si parla però di imprese, perché alla fine i nostri territori sono abitati poi da soggetti che già applicano queste cose ben prima che diciamo, esperti le raccontassero, magari alcune volte semplicemente dandogli dei nomi diversi o magari inconsapevolmente, ma poi ci sono tantissime buone pratiche che già di sostenibilità lavorano da tanti anni. Dobbiamo capire un po' la differenza però che ci sono tra i vari tipi di sostenibilità, e quello che diceva prima il relatore è molto importante, no? Dividere da forma e sostanza, no? Da green e social washing ad attività che invece portano avanti un disegno strategico vero e di sostanza. Quello che potrebbe essere utile è un po' fare questa distinzione, no? Nel senso che CSR è l'acronimo di Corporate Social Responsibility, no? E responsabilità sociale d'impresa. Noi dobbiamo distinguere quello che viene applicato nel mondo delle imprese, quindi anche di quello che vorremmo fare noi nel mondo del lavoro, dentro una logica più difensiva, che veniva utilizzata, per farvi un esempio, da Lehman Brothers, no? Che aveva un comparto di manager della responsabilità sociale eccezionale, ma come sapete ha provocato un danno non da poco al sistema economico mondiale. Oppure quella filantropica, che è tipica un po' del sistema americano. In Italia non siamo particolarmente bravi, dove alla fine facciamo un'economia sostenibile e poi ci occupiamo di fare donazioni al terzo settore. Oltre ad essere insensata, non siamo neanche abili a farlo, però quella è da attenzionare. O una parte invece di cui si parlava prima, che è puramente promozionale, si comunica più di quello che si fa. Per parlare in modo, diciamo, più veritiero e per capire effettivamente quanto le imprese stanno producendo valore, e quindi un valore che è condiviso non solo all'interno dell'azienda ma anche esterna all'azienda, quasi dovremmo avere in testa, quando vediamo una buona pratica, quando aspettiamo una testimonianza, è di capire quanto il territorio sia al centro delle strategie di quella realtà. Questo non perché bisogna essere, diciamo, dei filantropi oppure bisogna non pensare al profitto, ma perché bisogna capire che poi il territorio diventa un elemento di valore di quella gente che opera su quel territorio. Quindi è importante capire un po' quali sono le strategie. Questo potrebbe essere un po' l'immagine che dovremmo avere nelle aziende, o almeno ci proviamo in qualche modo nelle aziende con cui lavoro, per capire effettivamente quello che è il benessere aggiuntivo che stiamo, diciamo, apportando nelle varie strategie. All'inizio immaginate che le aziende poi, quando parlano di sostenibilità, dicono spesso di parlare a tutti gli stakeholder, no? Perché ovviamente il passaggio evolutivo è dall'azionista, che è quello che porta soldi ed era l'unico attenzionato, a tutti gli stakeholder che possono essere coinvolti. Ma un passaggio ancora più rilevante potrebbe essere questo. Abbiamo messo al centro benessere, ma può esserci anche territorio, non importa, equivalente. E quindi fare in modo che l'azienda non sia al centro di tutto, perché se mettiamo al centro il territorio in cui si vuole operare, riusciamo a misurare un po' quello che è il beneficio sociale ambientale che produciamo. Questo non è solamente un discorso, come vi dicevo, di etica, ma anche di vantaggio. E quindi l'esempio prima delle B Corp o di altre aziende che hanno queste attenzioni sono anche, diciamo, hanno anche un vantaggio competitivo, perché riescono a lavorare insieme ad altri e a ottenere anche dei risultati più forti. Se vi dovesse però adesso balenare nella testa l'idea, sì, ma queste pratiche sono molto teoriche da accademia e, diciamo, esistono quasi nei libri, in realtà ne esistono centinaia e centinaia. Le B Corp sono solo un esempio, ma esistono tantissime. Noi per esempio in Next ne abbiamo mappate in Italia più di 780 che fanno un lavoro con quel tipo di attenzione, dal nord al sud, dalle isole, dall'agricoltura sociale, che è un lavoro eccezionale che si fa in campo agricolo con il coinvolgimento di persone con disabilità che hanno un ruolo strategico e non di assistenzialismo, o da pratiche di economia carceraria nel tessile che utilizzano l'economia circolare per ottimizzare un lavoro e permettere di trasmettere delle competenze, quindi dagli scarti di prodotto agli scarti umani che diventano invece persone di valore e di senso, oppure anche altre realtà che si occupano magari di biocosmesi e di attenzione, diciamo, alla parte più di qualità delle materie prime. Quindi ci sono tantissime delle esperienze, e la cosa che dovete immaginare nel momento in cui si parla di questi temi è che la sostenibilità non ha settore, non ha dimensione.
nel senso che quando studiavo, per esempio a Roma, avevo un libro sempre con me che si chiama Piccolo e Bello, ed è ovviamente un libro di Schumacher, è molto interessante, che diceva una cosa abbastanza chiara, che alla fine il piccolo riesce ovviamente a governare di più i processi su questi temi ed essere più responsabile. In realtà noi dobbiamo immaginare che oggi sia i grandi che i piccoli sono sullo stesso piano, anche con attenzioni diverse, e dobbiamo capire ovviamente che se sul piccolo si riesce a controllare di più un meccanismo di investimento sul sociale e sull'ambientale, in realtà se il piccolo non si mette in rete poi è un problema, perché il piccolo da solo non basta. Così come il grande purtroppo necessita di ovviamente delle valutazioni e dei controlli un po' più approfonditi, perché le sue filiere sono anche molto più variegate e frastagliate. Però non ha dimensione, non ha settori anche, nel senso che se c'è una piccola pratica che si occupa di agricoltura sociale e poi c'è un'azienda metalmeccanica, penso a Paradisi nelle Marche, che fa un lavoro eccezionale producendo in realtà dei macchinari e delle materie B2B, quindi diciamo non avendo il cliente finale come riferimento ma altre aziende del settore, va bene uguale, perché il settore ovviamente può essere un elemento che facilita, ma non è quella la discriminante, se non verso alcuni settori, perché ovviamente una concessionaria del gioco d'azzardo non potrà mai essere sostenibile realmente, o non ci saranno mai realtà che magari si occupano di determinati settori di finanza etica che diciamo che la finanza etica esclude, che possono occuparsi di determinati ambiti in modo particolarmente strategico e funzionale. Però le buone pratiche ci sono, basta conoscerle, connetterle, apprendere da loro e replicare. Se dovessi immaginare una buona pratica nel vostro territorio vicino Udine, penso a ICOP, che è una medio-grandi dimensione, in realtà che è un'azienda del settore edile eccezionale, in questo caso è una benefit, non è certificata B Corp. La benefit vuol dire che nel suo statuto ha degli obiettivi di felicità pubblica e di rispetto dei lavoratori e delle lavoratrici, per non essere attaccabile da azionisti che pensano solo al denaro. O penso anche ad un'altra realtà interessante che si chiama Omnia Evio, che sta sempre diciamo poco distante da Udine. Insomma, ci sono tante realtà, basta conoscerle. Questa è la prima cosa che consiglierei prima di capire, oltre diciamo a che cosa vorremmo fare, e capire già cosa esiste. Ci potrebbe dare una grande mano per stimoli, spunti, per immaginare qualcosa anche di nuovo che magari non avevamo attenzionato. Che cosa abbiamo fatto come strumento? Prima si parlava di ESG, tendenzialmente vado avanti, scusatemi la velocità, ma questo è diciamo un po' più rilevante perché può esservi utile anche come strumento per capire quali sono effettivamente, come il tema della sostenibilità ricade poi nelle strategie. Per analizzare quelle buone pratiche che abbiamo mappato e incontrato in questi anni, tendenzialmente abbiamo elaborato uno strumento insieme a CGIL, CISL, UIL, il mondo confindustriale, diverse università, Anvur, che ovviamente è stato sempre un partner privilegiato, e diciamo altri mondi del consumerismo e della società civile, per capire quali fossero quegli argomenti principali per i quali un'azienda poi doveva diciamo essere particolarmente attenta. E abbiamo individuato 6 aree di riferimento, come vedete il governo, l'azienda e il governo dell'organizzazione, le persone dell'ambiente e del lavoro, i rapporti con i cittadini consumatori, la catena di forniture, i comportamenti verso l'ambiente naturale e i comportamenti verso la comunità locale. Queste aree ve le lascio come riferimento, troverete degli indicatori e ognuno di questi indicatori per le aziende che in qualche modo si sono dimostrate interessate a un percorso di crescita e sostenibilità sono tutti collegati con i 17 obiettivi dell'Agenda 2030 e con i 12 domini del BES dell'Istat, in modo tale che il cruscotto che poi si ha quando si fa un lavoro di questo tipo viene fatto in maniera complessiva. Questo è interessante, diciamo, più a distanza per guardarvi e vedere un po' le risposte, i link poi li trovate dentro le slide, che danno le aziende per capire le varie sensibilità e strategie che cambiano da settore a settore e da dimensione a dimensione. Questo è quello che viene restituito, ma ovviamente per essere il più sintetico possibile non mi dilungo oggi. La cosa sulla quale mi vorrei concentrare in questi ultimi 7 minuti che mi rimangono dell'intervento è questo, è capire come al di là dell'analizzare i problemi e i bisogni del territorio, capire effettivamente che il mondo sta evolvendo, ma dobbiamo partire da dei dati di misurazione che tengono conto di un aspetto multidimensionale, perché se ci diamo obiettivi di sostenibilità poi diventa, se no, diciamo, un lavoro puramente accademico. E oltre a capire e analizzare le buone pratiche che esistono nei nostri territori e perché sono sostenibili e perché rimangono e riescono a stare sul mercato,
dobbiamo anche capire, quando facciamo un progetto, quando facciamo un'attività nostra, anche di autoimpresa, dobbiamo capire anche come poterla impostare fin da subito in chiave sostenibile. Perché riscoprire l'acqua calda qui, che trovate nella slide? Perché dobbiamo non immaginare i grandi temi dell'innovazione. Quando ieri ero ad un convegno in Puglia e tutti si definivano innovatori sociali. In realtà l'innovazione sostenibile, la sostenibilità sono molto più, come vi dicevo, semplici, e la cosa che dobbiamo attenzionare è solamente il metodo con cui applichiamo un'idea e sviluppiamo poi una rete, una progettualità. E vi faccio vedere qualche strumento che può esservi utile. Se questo è un po', diciamo, il percorso del mercato del lavoro, l'evoluzione del mondo del lavoro, che ovviamente permetterà nel 2030 di avere 139 milioni di posti di lavoro su questi temi, che poi alla fine sono già in parte presidiati, no, da quelle buone pratiche che in qualche modo vi ho fatto vedere, che permette insomma di crescere con ritmi abbastanza elevati come il 4,2%. Dall'altra parte dobbiamo capire che tipo di competenze sperimentare, perché da una parte ci saranno sicuramente delle conoscenze e competenze che potremo sviluppare nell'ambito di un'impresa, quindi per fare un percorso di inclusione lavorativa, dall'altro invece dovremmo anche parlare di quali competenze servono per sviluppare un processo di autoimprenditorialità sostenibile. Il problema è che quando si parla di autoimprenditorialità, anche qui c'è un grande falso mito, perché con Invitalia qualche mese fa avevamo fatto poi delle attività per cui alla fine il tema delle start-up era tanto di moda, tanto conosciuto, ma alla fine nei primi 4 anni falliscono comunque più del 90%, insomma, delle start-up, perché si pongono su criteri, diciamo, non buoni, nel senso che non hanno magari creato una rete prima di condividere un servizio o un prodotto, non hanno analizzato bene quali sono le ricadute sociali e ambientali di quell'attività. Ci sono determinati aspetti che non vengono, diciamo, valutati e che invece voi in particolare, sia in un progetto che in un'attività di questo tipo, potreste valutare e attenzionare maggiormente. Questi sono, diciamo, i due strumenti che vi faccio vedere quando, diciamo, si ha una buona idea e come rendere una buona idea un percorso di sviluppo più o meno stabile con tutte le difficoltà del caso. Da una parte è quello che ci siamo detti pochi secondi fa, adottare fin da subito un modello di sviluppo sostenibile, dove bisogni e obiettivi siano convergenti, quindi BES e SDGs, diciamo, siano le nostre direttive. Dall'altro è però a fare in modo che ci sia un metodo, che qua viene chiamato Lean Model, che vuol dire modello agile, modello leggero, dove alla fine ci sia la possibilità di sperimentare. Vi ricordate la prima frase che vi ho fatto vedere di Yogi Berra? La differenza è la pratica, e nella sostenibilità è molta pratica. E quindi l'importante in questa fase, nella sperimentazione, nell'attenzione al lavoro e alle tematiche che poi vengono sviluppate, è quella di poter realizzare ovviamente delle idee che poi possono essere fin da subito misurate per il loro impatto. Questa è la differenza dello strumento che può esservi utile quando vorreste mettere magari delle idee un po' su un canovaccio, ed è una differenza fra un canvas tradizionale, no? Quando, diciamo, si vuole fare un'idea innovativa e si vogliono realizzare delle attività, con un canvas che invece può essere quel canvas dove già gli elementi di sostenibilità sono al suo interno. Queste cerchiate sono, diciamo, le novità che uno dovrebbe sempre avere in questo canvas, ma anche in altri strumenti. Questi strumenti che avete visto, immaginate, sono sempre strumenti parziali. L'importante è capire lo spirito, e se ce ne sono di migliori, ben vengano. L'attenzione quando si sviluppa un'idea anche di impresa sostenibile è il problema di partenza. La parte importante è l'apprendimento convalidato per capire effettivamente dopo la sperimentazione quanto stiamo risolvendo quel problema di una persona o di una comunità anche dal punto di vista sociale e ambientale, misurarlo e capire l'impatto, quindi dando ovviamente un valore di misurazione qualitativo e quantitativo, che è la contabilità dell'innovazione, il punto 10, e poi ovviamente risperimentare e rifare, e poi ovviamente generare un'analisi, un report che permetta di capire, insomma, non solamente il prodotto, ma quello che poi è stato il percorso che è stato intrapreso. Questo l'abbiamo applicato ad esempio con le banche di credito cooperativo, che sono molto attente a queste dinamiche, perché ci siamo resi conto che fare, diciamo, chilometrici, scusatemi il termine, business plan per un'idea di sostenibilità che poi non creava beneficio per il territorio, non provava a risolvere dei problemi che erano al di là del prodotto e del servizio che veniva analizzato, portava poi a un momento di difficoltà e di stagnazione, quindi diciamo, si rischiava in qualche modo di interrompere il processo innovativo.
Invece l'innovazione è condivisa nel momento in cui si attenzionano questi temi e si portano questi temi ovviamente fin dalla parte dell'elaborazione dell'idea, poi ovviamente nella parte di sperimentazione e poi nella parte di rendicontazione. Queste sono un po' le griglie per farvi tanto capire quello che venivano analizzate, è una parte della griglia ovviamente semplificata, quando con le banche e alcuni diciamo delegati delle banche andavamo a valutare alcuni progetti che venivano presentati anche da studenti della vostra età o da diciamo imprenditori comunque giovani under 35, per capire come ci deve essere la coerenza economico-finanziaria, ma ad oggi è imprescindibile quella parte di sostenibilità e di attenzione al territorio di cui vi ho parlato. Immaginate che con il Ministero del Lavoro lavoriamo sui bandi del terzo settore per capire anche come le cooperative e le associazioni di promozione sociale rispondono sempre di più ai problemi del loro territorio, al di là di quello che promuovono e realizzano, e ormai nella famosa 383, che è il bando più importante del terzo settore, non ci può non essere il riferimento ai best degli SDGs, che ovviamente un conto è poi farlo con sostanza e con strategia, un conto è farlo solamente per mero adempimento. Però questo può essere, insomma, per farvi capire come anche la parte di accesso di un mercato del lavoro che può essere in chiave, diciamo, di autoimpresa, è determinante che sia rispondente a questi criteri, a questi requisiti. Questo, e poi mi avvio alla conclusione per questi pochi secondi, vi fa capire come dobbiamo passare dalla logica di competere in un mercato che in realtà è ampio, quindi non prestate ascolto quando vi dicono che mancano le risorse, perché non mancano, e quando mancano eventualmente posti di lavoro. Ce ne sono tantissimi, nel senso, e man mano cresceranno, e anche le risorse ce ne sono su questi campi. L'importante è intercettare quelli che sono ovviamente diciamo, gli ambiti di sviluppo prioritari. Qua vi ho fatto vedere un sistema che adesso vado avanti, che è un sistema diciamo di creazione di rete, che non mi dilungo, ma il modo in cui nel momento in cui si fa un'attività di rete, no? All'interno di un ateneo, fuori dall'università, dentro un progetto, questo è il timer, dentro un'attività, dentro diciamo un'idea di impresa, ci sono degli step che sono questi che poi vi leggerete con calma, che possono aiutarvi a creare questa forma di ecosistema, questa rete diciamo progettuale che aiuta sempre a creare innovazione condivisa. Non mi dilungo su altro, magari ci sono altre domande alla fine e credo che poi le slide insomma, vi permetteranno di acquisire un po' più di strumenti e un po' più di linee guida per magari provare a sperimentare e senza paura del fallimento, perché credo che errare sia una delle cose più sottovalutate in Italia rispetto ad altri paesi che invece dobbiamo valorizzare e incentivare a fare. Grazie. Grazie molte a Luca Raffaele, non solo per i contenuti, ma anche gli stimoli e gli incentivi all'imprenditorialità di studenti e studentesse. Vediamo, non vedo domande in chat, non vedo neanche manine alzate per le domande. Nel caso appunto se ce ne sono, magari mettiamo le domande nella chat e poi alla fine facciamo rispondere i nostri relatori. E adesso andiamo con l'ultimo intervento che è appunto l'intervento di Lidia Alessio Verni, che è direttrice generale dell'Agenzia regionale Lavoro, Sviluppo, Impresa. Lidia è anche componente del gruppo di esperti della Commissione europea della comunità di pratica sul partenariato previsto dal codice europeo e referente scientifica del QA Business School per il PNRR, i programmi 21-27 confinanziati di fondi europei. Ha una lunghissima carriera da dirigente, direttrice attività centrali produttive della regione, vice direttrice area del manifatturiero e anche tra le varie anche è stata direttrice ARDIS, Agenzia regionale per il diritto allo studio, quindi ha una lunga frequentazione con l'università e gli studenti. E Lidia in questo momento ha dovuto partire per un viaggio urgente dell'ultimo minuto, quindi si trova negli Stati Uniti, però ieri ci ha fatto avere la registrazione del suo intervento centrata appunto su quello che l'Agenzia del Lavoro
può fare, fa normalmente per mettere a contatto i mondi della formazione con i mondi delle aziende, ma non solo, delle organizzazioni in generale, e ha sottolineato i temi appunto di rilevanza per lo sviluppo sostenibile. E grazie alla professoressa Renata Codiglia per avermi coinvolto in questo workshop da un titolo molto impegnativo, ma che io ho subito voluto sposare, lavoro futuro, e dare la mia disponibilità. Come Agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa abbiamo molto a cuore sia il tema della sostenibilità che il tema, diciamo così, delle giovani, delle nuove generazioni. E quindi prima di tutto vorrei partire brevemente da illustrare che cos'è Agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa, che progetto sta portando avanti e perché ci interessa aprire questi canali di comunicazione, portare a voi alcune informazioni e alcune suggestioni su cui stiamo lavorando e ricevere da voi, dal mondo dell'università e dagli studenti e dalle studentesse, nuovi input per migliorare la nostra attività stessa. Dunque, Agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa è un ente autonomo regionale di recente costituzione che è cosiddetto ente strumentale alla regione. Cosa significa? Significa che il grande ente regionale che ha tutte le articolazioni che si occupano dei vari settori di policy, dalla salute alle infrastrutture, all'ambiente, alle attività produttive, al lavoro, ha una serie di enti che sono appunto strumentali perché si occupano in maniera più diretta, più immediata, se vogliamo più operativa, di attuare e sviluppare le politiche regionali e quindi danno un supporto alla regione sia trasmettendo conoscenza e informazioni, aiutando la regione a sviluppare politiche complesse, sia ricevendo dalla regione indirizzi per l'attuazione di queste politiche e per, diciamo, rendere l'operato della regione ancora più importante sul nostro territorio. L'agenzia nasce all'incrocio fra le attività di due assessorati, quello al lavoro e quello alle attività produttive, quindi nasce con l'obiettivo di fare dialogare le politiche per il lavoro con le politiche per l'impresa e nasce con l'obiettivo fin dall'inizio di integrare nelle proprie attività il tema della sostenibilità e quindi di operare fin dall'inizio geneticamente tenendo presenti gli obiettivi di sviluppo sostenibile e quello che possono significare nella declinazione delle nostre specifiche attività. La seconda linea di indirizzo che ci viene data è quella di operare tenendo presenti i fabbisogni delle nuove generazioni. Perché? Perché dovendoci noi occupare dello sviluppo di politiche di lungo termine, medio-lungo termine, non ha senso che lo facciamo senza considerare il punto di vista e i fabbisogni di chi quelle politiche le dovrà vivere, ne dovrà beneficiare e quindi dovranno essere qualcosa che risuona con quelle che erano le ambizioni di quella generazione. In concreto, che cosa fa Agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa? Allora, innanzitutto noi ci occupiamo di far sapere a imprese e lavoratori ciò che la regione fa per loro, può fare per loro, quindi far conoscere tutta una serie di opportunità che esistono per gli investimenti, per l'abbattimento delle tasse regionali, per l'accesso a una serie di servizi come ad esempio servizi per individuare il nuovo personale, servizi di orientamento appunto per il lavoro, servizi di sostegno per le imprese per individuare quelli che sono i canali migliori per finanziare i loro progetti, anche progetti di sviluppo sostenibile. La seconda attività dell'agenzia è quella di attrarre investimenti sulla nostra regione, quindi è quella di promuovere il Friuli Venezia Giulia come territorio interessante per gli investitori e di accompagnare questi investitori a loro volta sulle opportunità che vengono messe a disposizione dalla regione, quindi non solo verso le imprese che sono già insediate, ma anche verso imprese che potenzialmente possono valutare di insediarsi in Friuli Venezia Giulia. Questo è un lavoro che proprio negli ultimi mesi abbiamo sviluppato con una direttrice importante che voglio condividere nel vostro corso. Cioè stiamo cercando di attrarre investimenti con una priorità, con una maggiore attenzione, con una specifica targetizzazione
sulle aziende che hanno a cuore l'impatto sui territori in termini ambientale, sociale e ovviamente economico. Ed è per questo che abbiamo proprio recentemente promosso il forum delle società benefit, e dopo tornerò su questo tema. Però è per far vedere che nell'accompagnare le imprese del territorio cerchiamo sempre di stimolare la realizzazione di progetti che siano in linea con lo sviluppo sostenibile, quindi progetti di efficientamento energetico, progetti di tutela ambientale o di miglioramento dell'impatto ambientale dell'azienda. Lì suggeriamo alle aziende di tenere in considerazione questi aspetti, non solo per la loro importanza, ma anche perché ricevono delle importanti priorità da parte del sostegno regionale. Nel lavorare con gli imprenditori esteri o esterni alla regione, cerchiamo appunto di iniziare a sviluppare un ragionamento di priorità per le aziende che hanno a cuore questi obiettivi. E infine vengo alla nostra terza attività, quindi ho detto accompagnare le imprese sulle opportunità, attrarre nuovi investimenti e essere policy advisor della regione, quindi supportare la regione nello sviluppo di policy per il lavoro e per le attività produttive. Chiaramente qui la sostenibilità negli ultimi anni è stato un tema importantissimo che ha innervato tutte le politiche regionali, e quindi abbiamo dato un supporto per trasfonderlo nelle attività a supporto delle imprese, per esempio nelle nuove leggi, nella legge sviluppo impresa e nelle attività anche della direzione lavoro, soprattutto sul versante della responsabilità sociale d'impresa, di cui appunto fa parte questo forum delle società benefit. Allora, questo è quello che fa l'agenzia. Collaboriamo con le università e quindi in tutte le nostre attività di comunicazione, di interfaccia con le imprese, di promozione, abbiamo anche periodicamente delle posizioni di tirocinio aperte, e sicuramente prima di tutto per noi sarà interessante avere la possibilità di interloquire con studenti e giovani lavoratori che abbiano una formazione trasversale sulla sostenibilità come quella che provvede questo corso di base. Parlando con la professoressa Codilia ci è sembrato appunto importante, ovviamente nel mio intervento, detto di quello che fa l'agenzia, sottolineare quello che può essere dal nostro punto di vista, dal nostro osservatorio, l'interesse per figure professionali che abbiano questa formazione trasversale sugli obiettivi di sviluppo sostenibile. Io vedo almeno quattro possibili bacini molto interessati a questo tipo di professionalità. Allora, innanzitutto le imprese. Allora, molte imprese hanno già internamente sviluppato un'attenzione specifica ai temi della sostenibilità, e tra queste io penso che le società benefit siano quelle che l'hanno voluto anche mostrare, diciamo, prendere come impegno formale nel proprio statuto, e quindi penso che sono quelle che lo portano avanti già dall'interno e possono avere bisogno di figure professionali di questo tipo, o meglio, possono, credo, valutare nel momento in cui inseriscono delle figure lavorative la capacità del candidato di comprendere il percorso che questa azienda sta facendo. Quindi dividerei un pochino il mondo delle aziende tra quelle che hanno già sviluppato una sensibilità e quindi possono essere, secondo me, molto interessati in tutte le posizioni professionali a trovare una sintonia con i candidati in questa conoscenza di che cos'è lo sviluppo sostenibile, e quindi credo che qui sia molto facile trovare delle opportunità di lavoro che sono sintoniche con questa formazione. Ma forse il mondo dove c'è più bisogno è quello delle aziende che ancora non hanno sviluppato questa sensibilità, e quindi le aziende che si trovano a fare delle attività in maniera, chiamiamola così, ordinaria, senza includere in maniera forte la sostenibilità, ma che dall'altro lato sempre di più vedono che le opportunità arrivano sul fronte della sostenibilità con il filtro della sostenibilità. Cioè ricordiamoci che anche il merito di quello che una volta erano le regole, diciamo, di Basilea, il merito di credito meramente finanziario, sta per essere affiancato a livello proprio formale da parte delle istituzioni anche europee
dà un merito di credito di sostenibilità, cioè sostanzialmente per accedere a tutta una serie di finanziamenti e di supporto dal sistema bancario, dal sistema pubblico, sempre di più sarà richiesta la capacità di essere coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e in ogni ambito con dei requisiti che hanno a che fare con l'impatto sull'ambiente e l'impatto sulla società. Queste imprese si troveranno sempre di più a dire: se io voglio finanziare questa cosa devo trovare modo di fare, cioè devo curvarla su quello che mi viene richiesto dalla possibilità di avere capitale o di avere supporto per quel progetto. È una leva che ovviamente il sistema sta utilizzando per curvare tutto il mondo produttivo verso la sostenibilità. Ecco, credo che in quell'ambito quindi ci sia molto spazio per professionalità che integrano questo tipo di corsi trasversali nella loro verticalità, nella loro professionalità. Ma non credo che le imprese siano il solo mondo in cui ci sarà e c'è bisogno di questi profili. Il secondo mondo è quello della stessa pubblica amministrazione, perché è la stessa pubblica amministrazione che è chiamata a declinare questo tipo di sensibilità, di ragionamenti e di tecnicalità all'interno dei progetti che sviluppa, dei programmi che propone e anche delle linee di intervento alle quali partecipa. Quindi ad esempio molta parte della pubblica amministrazione è interessata all'attuazione del Piano Nazionale di Resilienza, di Ripresa e Resilienza, il PNRR, e in quell'ambito deve per esempio rispettare il principio cosiddetto di NSH, cioè do no significant harm sull'ambiente, quindi avere delle persone che lo sanno maneggiare anche dal punto di vista proprio tecnico nei singoli investimenti è qualcosa di estremamente importante e a cui credo questo tipo di formazione vi possa portare. Tenete presente che anche nella formazione a cui accede la stessa pubblica amministrazione, questi sono i temi su cui in questo momento mi viene chiesta una grande attenzione nella progettazione anche di percorsi di formazione, quindi capire bene come funziona nel concreto la lettura di investimenti sotto i profili della sostenibilità. Terzo e quarto ambito, che sono contigui a questi due mondi, quindi impresa e pubblica amministrazione, sono il partenariato e l'assistenza tecnica, che sono dei mondi di connessione. Cosa intendo per partenariato? Il partenariato è, diciamo, esiste a livello europeo il principio del partenariato, partiamo da questo. Il principio del partenariato prevede che nel elaborare, attuare e valutare politiche pubbliche cofinanziate dai fondi europei strutturali, l'amministrazione, diciamo, che gestisce questi pacchetti di opportunità, di programmi, deve confrontarsi costantemente con tutti i cosiddetti portatori di interesse, deve integrarli nel suo percorso, quando sceglie cosa fare, quando attua quello che è stato scelto di fare, quando valuta quello che si è scelto di fare e quindi quando lo riprogramma. Quindi in tutto il ciclo della programmazione deve coinvolgere il contesto sociale, economico, produttivo e quindi tutti i sindacati, le associazioni di categoria, ma anche le associazioni del terzo settore, fino anche i singoli cittadini possibilmente. Quindi deve avere la maggiore apertura possibile a raccogliere elementi, a integrarli da parte del proprio contesto. Questo il principio del partenariato serve a migliorare le politiche, quindi a tirarle fuori dall'autoreferenzialità. Non può esserci un ente o un'istituzione che con i fondi strutturali europei decide autonomamente che cosa fare, come farlo. No, deve sempre interloquire costantemente con questi cosiddetti portatori di interesse, perché loro arricchiscono i punti di vista, cioè ti mostrano cosa sta effettivamente succedendo, ti aiutano a indirizzare meglio le politiche e poi, avendo partecipato a tutto il percorso, ovviamente aiutano anche ad attuarle meglio, sono più pronti nei loro ambiti a presentare progetti e anche a dare dei suggerimenti per meglio indirizzare l'attuazione. Questo mondo
chiaramente anche questo mondo, mano a mano che l'attuazione dei programmi europei si interseca sempre di più con il raggiungimento, con l'auspicio del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo globale dell'ONU, anche questo mondo ha bisogno di sempre maggiori professionalità che aiutino a fare questo passo, perché è un mondo che anch'esso non sempre li ha già integrati. Se pensiamo al mondo dell'associazione di un'impresa, non sempre ha già queste figure professionali che sanno interpretare e cogliere tutti questi cambiamenti, e quindi suggerire anche nell'ambito delle politiche più complesse qualcosa che sia rispettoso sia della loro conoscenza dei fabbisogni del proprio settore, ma anche delle prospettive nell'andare verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Non è così semplice, così immediato. E quindi secondo me anche in questo ambito ci sono delle opportunità di collaborazione e di inserimento, anche perché questa è una fase molto importante di tutta la programmazione europea. Sta partendo il pacchetto 21-27, sta accelerando l'attuazione del PNRR e probabilmente assisteremo anche a una stagione di riposizionamento di questi programmi alla luce delle congiunture che stiamo vivendo sull'energia elettrica, scusate, sul costo dell'energia, ma anche appunto sul conflitto in corso. E tutte queste congiunture possono portare a dei riassestamenti di queste politiche europee o all'aggiunta di politiche europee, e quindi in qualche modo alla necessità di aumentare le attività in quell'ambito, e quindi probabilmente di aprire anche alla necessità di nuove figure professionali e di nuovo supporto. Collegato a questo c'è anche il mondo dell'assistenza tecnica, quindi il mondo del supporto privato che viene assicurato a questi grandi programmi europei di finanziamento, e che normalmente, a cui normalmente all'interno dei programmi viene dedicata una specifica percentuale di costi, perché sono programmi molto complessi e quindi normalmente richiedono l'integrazione di professionalità anche esterne, sia al mondo dei gestori che al mondo degli attuatori. Qui tipicamente si affacciano le grandi società di consulenza, e anche in questo ambito sicuramente figure professionali che abbiano una competenza trasversale, che sappiano interpretare tutti gli obiettivi di sviluppo globale, secondo me sono molto richiesti. Mentre parlavo mi viene in mente in effetti un quinto ambito che abbiamo recentemente incrociato con grande reciproca soddisfazione, che è quello dei professionisti, e in particolare del mondo anche dei consulenti, diciamo, di impresa, e in questo del mondo professionale dei commercialisti, che in questo momento stanno approcciando molto l'accompagnamento all'impresa anche nell'interpretare la propria coerenza con gli ESG, nell'interpretare la possibilità di trasformarsi o comunque di assumere la qualifica di società benefit. Quindi anche il mondo professionale che segue l'azienda in maniera individuale, quindi non il mondo dell'associazionismo, delle organizzazioni, delle imprese, ma anche il mondo più puntiforme dei professionisti che seguono le imprese, stanno cercando di integrare questo tipo di professionalità all'interno degli studi, perché l'azienda ha bisogno di essere accompagnata in un cambio strategico che non è più solo un cambio strategico sulla gestione finanziaria, ma è anche un cambio strategico sulla gestione della sostenibilità. Tutto questo si fa, tra l'altro, per chiudere un po' il cerchio, non solo perché tutto il supporto dall'esterno ti spinge nella direzione di progetti che abbiano un effetto positivo sulla società e sull'ambiente, ma anche perché, e vengo a voi studentesse e studenti, da tutte le nostre, diciamo, rilevazioni e anche da quello che è il position paper di questa giornata, gli stessi giovani lavoratori cercano
nelle organizzazioni in cui entrano di realizzare questo tipo di obiettivi. Quindi cercano una sintonia anche, se vogliamo, progettuale o ideale con le organizzazioni in cui entrano, e quindi in un mondo in cui si sta creando una tensione fra domanda e offerta di lavoro, quindi c'è più domanda che offerta, e quindi il candidato in qualche modo in alcuni ambiti può valutare diverse organizzazioni in cui entrare. Abbiamo visto e stiamo vedendo in maniera molto chiara che in questa valutazione entra la coerenza fra quello che quell'organizzazione fa, sia pure un'azienda, sta facendo, sta realizzando, si sta comportando in maniera sostenibile. Personalmente ho organizzato con Ardis e con l'ufficio scolastico regionale, con la regione, un tour con gli studenti in alcune aziende locali proprio per conoscere il nostro tessuto produttivo, e ricordo bene che a fronte di un'azienda veramente molto interessante che ci ha accolto veramente in maniera splendida, una parte della delegazione degli studenti è rimasta colpita perché nel fare delle analisi sui cibi, questi cibi che erano già confezionati e pronti per il commercio venivano poi del tutto buttati via. E questa è una cosa che colpisce più di quello che ci si può immaginare dal punto di vista magari dell'azienda. Quindi è importante anche nelle piccole grandi cose essere, diciamo, compliant con una sensibilità, e per esempio sì, quello lo devi eliminare perché stai facendo una prova per garantire la qualità di quel prodotto, però devi garantire anche che a valle tutto quanto sia in maniera molto, molto trasparente, separato, e comunque in qualche modo rientri in una trattazione molto, molto puntuale del rifiuto, del residuo. Insomma, questi sono temi molto più importanti. Anche le domande che abbiamo visto proporre dagli studenti in quelle sedi riguardavano sempre molto gli aspetti di sostenibilità, anche a un'azienda che opera nel settore della produzione di lame, e ho visto dall'azienda che su questo era molto pronta a rispondere perché lo sapeva che i nuovi candidati chiedono questo tipo di attenzione. Quindi si sta creando diverse, diciamo, tendenze, forze da voi, da giovani lavoratori, ovviamente dalle istituzioni internazionali che vedono i problemi che sta creando il cambiamento climatico e la disattenzione per gli obiettivi di sostenibilità. Quindi ci sono tutta una serie di tendenze che spingono le organizzazioni a integrare competenze su queste tematiche. Quindi io penso che sia assolutamente positivo affrontarle. Chiudo con due notazioni. La prima è che tutto questo si deve saldare anche con un'innovazione nelle modalità organizzative all'interno di questo tipo di mondi, quindi che sia impresa, che sia pubblica amministrazione, che sia partenariato. Probabilmente questa sintonizzazione fra aspirazioni dei singoli, obiettivi di sviluppo globale e attività della specifica organizzazione passa molto attraverso la capacità di cambiare il modo in cui stiamo nelle organizzazioni. Quindi probabilmente le tendenze in atto vanno verso una minore gerarchizzazione e una maggiore flessibilità, che però sia anche reale espressione da un lato di fiducia nell'operato del singolo e dall'altro lato di responsabilizzazione. E poi l'ultima notazione invece è che mi piace sempre ricordare quello che ci ha detto un imprenditore della nostra regione in un recente incontro, cioè che la sostenibilità principale è la sostenibilità umana, e come lui ha ricordato, un'azienda che non possa lavorare o un'organizzazione che non possa lavorare se non si lavora 12 ore con una paga che non risponde ai fabbisogni di quella famiglia, di quel lavoratore, non è un'organizzazione che può restare sul mercato, e quindi quella è la base di partenza, quindi la sostenibilità sociale e la sostenibilità umana, e poi su queste si costruiscono tutte le altre. Quindi mi scuso se non sono stata, diciamo, in collegamento diretto con voi per delle esigenze sopravvenute di agenda, però resto comunque a vostra diretta disponibilità per qualsiasi domanda e qualsiasi collegamento. L'agenzia dovete considerarla anche la vostra casa, in qualche modo, la vostra interlocutrice senza nessun problema. Ci sono degli studenti che partecipano ai nostri
lavori e quindi che noi cerchiamo di coinvolgere in tutti i webinar, in tutte le occasioni in cui anche parliamo di cosa dovrebbe fare l'agenzia. Quindi siete benvenuti, se avete piacere di prendere contatto con noi, trovate tutto sul nostro sito che è www.lavoraimpresa.fug.it. Buon proseguimento. Eccoci, e questa era appunto la registrazione dell'intervento che Lidia Alessio-Verni ha voluto inviarci. Restano gli inviti di tutti e tre i nostri relatori alla massima disponibilità per contatti scambi. Ringrazio veramente tutte le studentesse e tutti gli studenti, ringrazio in particolar modo Esther Marchesini che oggi è stato il mio supporto tecnico indispensabile. E grazie a tutti e ci rivediamo a maggio per il secondo webinar.